Torniamo a parlare di immigrazione, di profughi, di extracomunitari e migranti. Abbiamo intervistato il sindaco Massimo Bitonci, il sindaco di Padova. A voi il contributo. Padova ha già il 15,2% di immigrati rispetto all'11% regionale e rispetto a quello che è la media nazionale, che è la metà. Rispetto anche il vicino Friuli Venezia Giulia che ha il 2,5%, quindi le quote previste per Padova, che sono circa 1 migliaio di persone per Padova e provincia, sono quote che dal mio punto di vista non debbono essere assolutamente rispettate. Si vada in altre regioni d'Italia dove non hanno una pressione demografica e di immigrazione importante come c'è nella città che ha la più alta densità abitativa del Veneto e non solo, che è la città di Padova. Renzi continua a parlare di piano B e vedremo quale sarà il piano B. Io spero che il piano B non sia quello di fare campi profughi in tutta Italia, in tutte quante le regioni, sarebbe sbagliato. L'unico piano che deve portare avanti il governo è quello di realizzare dei campi con le risorse che sono state sprecate fino adesso con l'operazione Mare Nostrum e Triton, direttamente in Libia, direttamente nei paesi del Nord Africa, quindi queste risorse siamo tutti d'accordo che vengano utilizzate per fare i campi direttamente là da dove partono. Come è successo anche in passato, un permesso non porterebbe certamente queste persone al di fuori dell'Italia, anzi rimarrebbero bloccate all'interno dell'Italia perché tutti i paesi che confinano, quindi dalla Francia alla stessa Austria alla Svizzera, ovviamente hanno sempre fatto delle politiche di blocco alle frontiere. Onorevole Caon, si parla di microaccoglienza, per cui il privato che dà in gestione alle cooperative i propri appartamenti, ma si parla anche appunto di accoglienza in questi campi, sono un po' dei campi profughi di smistamento probabilmente. No, io li chiamo, non chiamo campi profughi di smistamento, io li chiamo dei parcheggi momentanei perché facciamo finta di non vederli e andate via. Alla fine teniamo aperte le porte, vi diamo da bere e da mangiare, se andate via il prima possibile ci avete tolto il problema. Questa è il senso, la realtà. Poi se li ritroviamo tutti fermi a 20 miglia, allora il problema ricomincia, cosa facciamo di queste persone che sono scappate dai centri di accoglienza. Qui sono due le cose da fare. Uno, far capire che l'Italia non è più un passaggio così di colabrodo per l'Europa. Come sicuramente se fanno il passaggio dal Marocco alla Spagna, allo Stretto di Gibilterra, ci impiegherebbero e anche sarebbero sicuramente un viaggio più sicuro. Vengono qua perché abbiamo allargato talmente tanto le maglie. Lei dice adottare un po' il metodo che ha l'Australia, li prendo e li riconsegno no, ma in casa tempo loro. Aiutarli, perché qui non si sta creando, anche perché se noi diamo i famosi 30 euro che sono i 900, insomma i 1000 euro al mese per immigrato qua, con il tenore e il costo di vita in Africa di 100 euro ipotizziamo, ne mettiamo a posto a 10? Certo. Ma come si diceva prima, non possiamo solo dargli 100 euro in mani là a casa, perché questi non bastano. Noi dobbiamo creare quell'economia che sia dignitosa, tanto per dire, di sopravvivenza, che dica, beh, a questo punto, siccome il mio paese si sta mettendo in moto, vedo un futuro, a questo punto me ne sto qua, perché sull'arco dei miei prossimi 30 anni sicuramente posso godere di un futuro in crescita. E questo che noi dobbiamo creare, la speranza a queste persone, e la speranza si porta creando un'economia che inizialmente bisogna crearla internamente. Ma qui non è solo l'Italia che poi abbiamo aziende, microaziende con i 3, 15, 20 dipendenti che possiamo, tra virgolette, a colonizzare un'economia per dargli la speranza. Qui è l'Europa e anche il sistema a livello internazionale che c'è 1 miliardo di persone che bisogna cominciare a dire cosa gli facciamo fare. Questa è la base, le grandi sfide. Se siamo diventati Europa perché sapevamo che potevamo avere certi problemi e non li sappiamo affrontare, vuol dire che l'Europa sta fallendo in tutti i suoi sensi. L'Europa è un'istituzione, è una serie di stati con determinate caratteristiche. Si deve prendere carico e dire bene qual è il problema di questo continente. Si chiama la Cina, si chiama la Russia, e invece qua continuiamo a metterci gli embarghi con la Russia, cioè torniamo indietro invece di andare avanti.
Torniamo indietro invece di andare avanti. È finita la guerra fredda, cominciamo con gli embarghi. Cioè, veramente a livello internazionale, se in Italia abbiamo una politica minuscola, perché non più con la lettera maiuscola, anche a livello diciamo, internazionale stiamo scadendo, stiamo tornando indietro. Diceva Zecchinato? Si è fatto un po' per accontentare gli americani questo embargo, ma comunque... Siamo noi la colonia degli americani? No, non è che siamo proprio una colonia, ma abbiamo fatto, però anche questa storia dell'embargo con la Russia è un attimino, un po' fuori dei tempi, fuori luogo. Per noi la Russia è un grande mercato, specialmente per il Veneto. Io ho chiuso la mia attività perché qualcuno si è inventato tra la Renzi e la Merkel di mettere l'embargo alla Russia e quindi non abbiamo più esportato l'una dalla sera alla mattina, taglio di ordini, taglio dei pagamenti, dei soldi, per cui... Cosa esportava lei? Io avevo un piccolo laboratorio dell'indotto calzaturiero. Ma allora, tutto perché? Ma guardiamo un attimo a questa politica, a questa Europa. Io ritorno a questa Europa. Tutto nasce da un problema che nasce in Ucraina per la Crimea, che tra l'altro l'Ucraina non fa manco parte dell'Europa. Tutti vogliamo farci carico dell'Ucraina e non fa manco parte dell'Europa. Per un problema della Crimea. Ma se qualcuno si va a studiare la storia, la Crimea, da che mondo è mondo, è sempre stata russa. Se nel 1956 Khrushchev aveva bevuto un po' di vodka in più e la regalò all'Ucraina, è come se io facessi un regalo alla moglie, tanto è condiviso, lo viviamo insieme. Il problema è nato dopo l'89 con la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, eccetera, eccetera. L'Ucraina va via e si porta via la Crimea, ma è un problema loro. Ma chi se ne frega, con tutto rispetto per loro, ma facciamoci gli affari nostri un attimino. Noi abbiamo perso, mi risulta che in Veneto, io parlavo con Luca Zaia ancora alcuni mesi fa, abbiamo perso centinaia di milioni di euro in Veneto per la perdita dell'indotto a causa di questo embargo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Perché alla fine di questo embargo ci hanno rimesso di più di tutti, ci ha rimesso l'Italia, perché è facile fare il fiorista con i fiori degli altri. Io userei un altro termine, ma siamo in televisione, si può. Va bene, abbiamo colto la sfumatura, professor Casen. Sì, ma stiamo entrando nella seconda guerra fredda, sperando che rimanga fredda però questa volta. Perché quello che stanno facendo in questo momento, quello che sta facendo Putin, quello di portare alle frontiere l'esercito e aumentare quello, dirigere diversamente i missili verso l'Europa e verso l'America, mi sembra che torniamo all'epoca degli anni 60. Sì. 70. Io non credo che Putin sia una mammola. Però da un certo punto di vista ha perfettamente ragione quando dice che la NATO che si sta avvicinando alla Russia e non la Russia che sta invadendo qualcos'altro. Allora, questa idea di accerchiare la Russia è sempre stata la mania degli europei. Ma giustamente, come diceva lei, ancora all'epoca della guerra in Crimea, 1854, no? No, io parlavo che Khrushchev regalò la Crimea all'Ucraina nel 1956. Ma in tempi non sospetti, non sospetti, quando ancora non c'erano il comunismo e l'Unione Sovietica, quindi 100 anni prima, la guerra di Crimea, a cui poi il buon Cavour mandò circa 24.000 soldati che erano poi sardi. 1815. Nel 1844. E 54. Sa com'è nata quella guerra? È nata perché i francesi e gli inglesi avevano deciso di fare l'ultima crociata per andare a liberare la Palestina e creare il crollo dell'impero ottomano. I russi dissero veniamo anche noi, si invertì la cosa, gli ottomani si allearono ai francesi e agli inglesi, a cui si alleò anche Cavour e mandò i soldati e attaccarono la Russia. Quindi è una cosa, diciamo, storica questo odio nei confronti dei confini.
Hitler successivamente, i famosi Sudeti, conquistare i Sudeti eccetera, è la stessa cosa, cioè avvicinarsi e conquistare e emarginare la Russia. Questo è sempre stato, diciamo, il criterio delle guerre da quella parte là. Ora, è chiaro che l'Italia non ha e non ha mai avuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale una propria politica estera. Ci sono state solo due persone che hanno cercato di creare una politica estera, uno era Mattei e l'altro era il signor Giovanni Agnelli, e nessuno dei due mi pare sia riuscito a fare qualcosa. Ditemi il nome di un ministro degli esteri della Prima Repubblica che si sia distinto per aver creato una situazione positiva nei confronti dell'Italia. L'unico forse che ha creato una situazione favorevole è stato Andreotti, quando fu il fautore del colpo di Stato in Libia, e fu lui che mise al potere Gheddafi. E Gheddafi di conseguenza si comportò positivamente nei confronti dell'Italia, eravamo i più grandi partner, e se noi abbiamo avuto benzina a basso prezzo e petrolio a basso prezzo lo dobbiamo proprio a questo fatto che Gheddafi... La benzina mai avuta a basso prezzo? Per no, chi la consuma? No, il petrolio. La benzina a basso prezzo, poi il 75% di accise e tasse, va bene, determina un aumento. Comunque il colpo di Stato della Libia è stato realizzato qui ad Abano, è stato organizzato. Interessante. Fanelli, ha qualche ansia ulteriore? No, non ci sono. Abbiamo novità dal No, la novità è che media. al di là di tutte adesso queste... Io non posso dimenticarmi il ruolo che ho, e che è quello di sindacalista di polizia, e tra le tante situazioni che stanno coinvolgendo adesso questa questione dell'emergenza dei profughi, io devo ancora per l'ennesima volta denunciare la situazione di disagio, le difficoltà tecniche, la malorganizzazione. Questo governo sta, come diceva giustamente anche l'esponente del Movimento 5 Stelle, ecco, noi abbiamo modo di governare sull'onda della emotività e dell'emergenza, e questo dimostra una certa, consentitemi il termine, una certa immaturità politica, un'immaturità governativa, l'assenza di responsabilità anche verso quelle donne, quei uomini che ogni giorno alla mattina si vedono reclutati, richiamati a dover fronteggiare questa emergenza in condizioni... Ma cosa manca di più alle forze dell'ordine? Ma sì, ma siamo proprio allo sbaraglio, oppure non anche un abbiamo discorso nemmeno normativo? Non abbiamo nemmeno i guanti in lattice. Gli strumenti per poter operare. Allora, ci manca praticamente tutto, nell'ambito soprattutto di quella che è la profilassi sanitaria. Voi avete visto le immagini che sono state dei profughi di ieri. Ora, quando scendono in grande massa, queste persone viene fatto un controllo sanitario estremamente superficiale. Questo non è che noi non dobbiamo gridare alle streghe, non devo mettere sulla gogna nessuno, però è ovvio che se vi diciamo che i nostri colleghi hanno contratto la scabbia, se vi diciamo che un'ispettrice di polizia che aveva la bambina di 6 mesi ha contratto la scabbia e è dovuto starsene 40 giorni fuori di casa, ci sono state altre persone che mi hanno detto beh dai, comunque è una situazione che si cura con una pomatina. Questo cinismo, questo sarcasmo anche, che come se noi poliziotti dovessimo essere votati anche al martirio, che lascia, come dire, un grande forte mal di pancia, un pugno sullo stomaco, sentir dire anche da persone di un certo spessore intellettuale, no? Che ti dicono vabbè adesso non sta a far tanto la vittima, con una pomatina si può curare la scabbia. Questo imbecille non sa che cosa vuol dire beccarsi la scabbia, beccarsi altre malattie infettive. Questa ispettrice aveva una bambina a casa, è dovuta stare 40 giorni fuori. E perché questo? Perché il nostro datore di lavoro, Ministero dell'Interno, il governo ci manda completamente allo sbaraglio. Scendono, c'è innanzitutto una gran fretta di smistarli immediatamente. E perché questo?
Ma è una tecnica probabilmente di più votata all'ordine pubblico, perché probabilmente è nel timore che questi possono fare in Sicilia, dove già il popolo siciliano e il popolo calabrese in questo momento è esasperato. Qui c'è anche un settore del turismo, mi raccontavano alcuni colleghi miei omologhi della regione Calabria, della regione Sicilia, che ci stanno dicendo che addirittura c'è un grandissimo danno di immagine, c'è anche un grande calo, un grandissimo calo delle prenotazioni in Sicilia e in Calabria, in regioni che sono già in difficoltà economica come tutto il resto del mondo da questa crisi globale, e ovviamente anche questo. Allora si ha paura che questi possano creare tumulti e disordini pubblici, e allora vengono presi e immediatamente smistati. E anche lì i controlli, la profilassi è lasciata al caso, è lasciata l'approssimazione, tutto dettato da noi. Potete vedere quando arrivano anche di fronte alle nostre questure che vengono questi pullman che sono tra gli accordi e i mezzi cooptati, con i cellophane sui sedili, perché ovviamente sono poi pullman che devono essere destinati anche al trasporto degli altri, dei cittadini comuni. Ecco, non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti, ci ritroviamo poi dopo anche dentro alle beghe. Noi abbiamo anche da avviare le procedure per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico. Le commissioni, vi siete chiesti per esempio quando hanno istituito le nuove commissioni che tipo di poteri o che tipo di mezzi, strumenti sono stati dati? Perché alla gente che ci sta ascoltando a casa bisogna chiedersi cosa fanno dentro le commissioni per lo stato di rifugiato politico. Sono 4-5 persone che devono esaminare i singoli casi, quindi ogni persona si presenta al loro cospetto, questa persona narra e comincia a raccontare la sua storia personale, molte dei quali i più avveduti sono partiti già con dei documenti nelle mani, titoli di giornali, documenti della polizia. Molti insomma, però sono sprovvisti assolutamente. Altri hanno addirittura dimostrato i segni delle torture sul proprio corpo, mutilazioni nel vero senso della parola. Altri che invece vengono lì e ci si accorge che sono dei menzogneri, dei bugiardi, sono delle persone che vengono in situazioni dove non ci sono conflitti. Il caso era come in tempo passato i ruandesi liberiani, molti nigeriani venivano in Italia, si spacciavano per ruandesi liberiani, e poi era dettato dall'intelligenza, dalla caparbia e dalla intraprendenza dei componenti della commissione. Racconto un caso simbolico, c'è il tipo che racconta di essere di quella etnia perseguitata, dice di essere nato in uno specifico villaggio, il funzionario di polizia apre Google Map e gli chiede all'interrogante, no, all'interrogato, gli dice: senti, ma il tuo comune, il tuo villaggio, con quale confina? Quali sono gli altri comuni, gli altri villaggi vicini? E lì casca il palco, perché evidentemente si era preparato solo a memoria il villaggio dell'etnia che gli interessava per la sua storia strappalacrime, e dopo invece lì viene fuori tutta una verità, ma non ci sono altri strumenti, non è che abbiamo chissà che tipo di satellitari quando nasce e arriva qua. Appunto, allora questo bisogna raccontato alla gente, perché è giusto, la gente deve sapere come funzionano le cose, che peraltro c'è un incontro unico, dopodiché viene deciso, non c'è una gestione Ci sono anche più di un incontro, perché si va anche a tappe, perché poi magari le narrazioni sono lunghe, anche perché c'è la gente che veramente deve raccontare episodi che partono dall'infanzia, con persecuzioni, storie incredibili, storie che alcune lasciano veramente con un'amarezza addosso, che ti fanno veramente crepare il cuore, ma altre che veramente sono da copione, da regista, da film hollywoodiano. Andiamo in pubblicità e torniamo per i saluti.